Ora in onda, Potere al Popolo. E rieccoci in diretta da studio. Buongiorno, Sammy Varin, 11:05 primi. Tutti i siti si sono appena aggiornati con un'altra grave notizia dalla Svizzera. Valanga su un treno, 80 passeggeri coinvolti nel deragliamento, 30 evacuati, feriti, cavi a fuoco nella stazione di Losanna. L'incidente è avvenuto nel cantone del Vallese sulla linea Frucigen-Briga nel tratto tra Copenstein e Briga, 80 le persone a bordo. Questa è l'apertura del sito del Corriere, così come su Repubblica. Svizzera, valanga fa deragliare un treno nel canton vallese, diversi feriti. E poi a Courmayeur muore anche il terzo sciatore travolto dalla neve. E sulla 1 camion invade carreggiata opposta tra Firenze Sud e Incisa, lunghe code sui due sensi. I vostri WhatsApp al 340-6709-659, tra poco li leggiamo, ne sono arrivati moltissimi nel corso della rassegna stampa, sono i vostri commenti alle notizie del giorno e magari anche ad altre notizie che non compaiono sui cosiddetti giornaloni, ma che avete trovato in rete. Tra poco sentiremo anche il cantautore Costanzo Del Pinto dal Molise e alle 11:30 i consueti bacchettoni del lunedì con il collegamento con il sito informazionecattolica.it con noi Matteo Orlando, oltre che naturalmente il Segui la Lega, gli appuntamenti da non scordare della Lega sul territorio. Ma subito il Qui Parlamento, ci colleghiamo con Desi Pirovano. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Allora, questo provvedimento, che in apparenza è molto, se non esclusivamente tecnico, e che ovviamente riguarda il prolungamento delle operazioni di voto, in particolare per il referendum del 22-23 marzo, si potrà votare anche lunedì e non solo la domenica, poi ci sono altre norme tecniche, ma in realtà a ben guardare, e grazie anche a tanti interventi molto interessanti delle opposizioni, è anche un po' politico questo provvedimento, perché entriamo con la discussione parlamentare nel merito di quella che poteva essere considerata come una delle soluzioni al grave e annoso problema dell'astensionismo in questo Paese. Abbiamo parlato approfonditamente, anche se con tempi molto ristretti, visto che il provvedimento è arrivato all'ultimo al Senato, quindi non c'è stata la possibilità di un approfondimento adeguato neanche in prima commissione, come spesso purtroppo accade, e questo è un altro annoso problema della nostra democrazia. Però abbiamo parlato approfonditamente della questione del voto dei fuorisede, questa sperimentazione che non è stata riconfermata anche per le tornate di quest'anno, in particolare per il referendum. Il sottosegretario Andaferro, che ringrazio, ha spiegato in modo dettagliato nella sua replica anche il motivo per cui non ci sono stati tempi tecnici, quindi da parte del governo abbiamo ricevuto una spiegazione, ma anche il Parlamento ha avuto la possibilità in questo caso di avere una spiegazione dettagliata. Perché? E qua entriamo nel merito del punto politico di questo provvedimento, perché proprio in questo provvedimento sono richiamate in occasione di questo provvedimento sono richiamate anche delle disposizioni che risalgono allo scorso anno, quando è stato proprio il Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica a chiedere, ottenere che vi fosse l'obbligo di una relazione fatta al Parlamento su le risultanze di questa sperimentazione con dei dati tecnici e puntuali. Questa relazione al Parlamento, che immagino pochi di noi, pochi di noi abbiamo letto nella sua incompletezza, perché è un tomo abbastanza alto, è stata anche riassunta in poche pagine ed è stata inviata dal Servizio Atti Parlamentari a tutti i senatori proprio nei giorni scorsi. E qui ci sono dei dati molto interessanti che non riguardano solamente il numero di cittadini e cittadine che hanno usufruito della possibilità del voto fuori sede, ma anche una distinzione, per esempio, sulle motivazioni. Quindi, come ha detto bene il sottosegretario Ferro, siamo attorno ai 60.000
votanti fuori sede che hanno partecipato, che hanno utilizzato questa sperimentazione. Un po' più della metà, il 58% per motivi di studio, 40% circa per motivi di lavoro e solo l'1,1% per cure mediche. Le regioni dove c'è stata più affluenza dei fuorisede sono state la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Piemonte e il Lazio. E qui abbiamo cominciato a notare, grazie a questa relazione chiesta proprio dal Comitato per la legislazione, di cui mi onoro in questo anno di essere presidente, abbiamo notato anche che ci sono delle criticità che devono essere risolte prima di pensare o a un'altra sperimentazione fatta in modo diverso o, meglio ancora, a fare una legge di questo tipo che renda strutturale la possibilità di voto fuori sede. Per esempio, il fatto che la legge ha dato la possibilità, non l'obbligo, ai comuni di fare delle liste speciali, quindi liste elettorali speciali. Tanti comuni, nonostante ci fossero anche casi che superassero le 800 unità di votanti nello stesso comune, non hanno ritenuto opportuno fare delle liste speciali. Questo in sé potrebbe non rappresentare un grosso problema, ma in realtà lo è, perché poi non si riesce a fare il monitoraggio e comprendere esattamente come sono state suddivise poi nelle varie sezioni le votazioni. Quindi tutte queste criticità, non voglio entrare troppo nel dettaglio perché ne ha parlato molto bene il sottosegretario Ferro, ma di certo se si vuole arrivare a regime con questa legge bisogna pensare che si possa votare fuori sede per tutte le elezioni, non solo per i referendum, ma in questo caso ci sarebbero altri problemi applicativi, per esempio il fatto che nel nostro paese abbiamo circa, se non erro, 221 tipi diversi di schede elettorali per le elezioni politiche. Capite bene che questo potrebbe creare dei problemi sia a livello della segretezza del voto che a livello di certezza dello scrutinio. E qua poi entriamo in altri tecnicismi. Ma in questo provvedimento c'è un'altra cosa particolare, è il fatto che alla Camera è stato inserito, è stato approvato un emendamento che prevede che anche per il 2026 ci sia la possibilità, in caso di elezioni amministrative, quindi le comunali, di avere un quorum abbassato dal 50 al 40% in caso di lista unica con lo scomputo degli elettori AIRE. Ora, chi è qua anche dalla scorsa legislatura, ma basterebbe anche solo questa, sa perfettamente che esiste un disegno di legge che è stato votato all'unanimità da quest'Aula del Senato e che è stato ripresentato con procedura abbreviata all'inizio di questa legislatura, perché c'era già un provvedimento identico nella scorsa legislatura, primo firmatario il senatore Luigi Augussori, che era già stato votato dal Senato e che era già arrivato alla Camera, quindi procedura abbreviata, subito depositato nel 2019, votato dall'Aula del Senato nel 2021, passato alla Camera, votato dalla Commissione della Camera il 28 febbraio 2024, fermo in attesa di arrivare in Aula, dove probabilmente c'è un imbuto con tutta una serie di disegni di legge che non riescono ad andare, perché sappiamo che nonostante gli sforzi di questo governo, perché ci sono questi sforzi, ci sono ancora troppi decreti che vanno a togliere un pochino di tempo per poter lavorare sui disegni di legge. E quindi cosa succede? Per l'ennesima volta nel 2026 viene inserito, quando mi applaudi l'opposizione mi preoccupo, qua applaude qualcuno? No, bene. Però è la verità, è la verità, però diciamo il governo ci sta lavorando, il numero dei decreti in questa legislatura si cerca di limitarlo, però ci sono ancora sicuramente dei problemi di tempi che fanno sì che con un disegno di legge presentato nella 18ª legislatura, in attesa dell'ultimo voto alla Camera, si debba ancora mettere in un provvedimento che è un decreto legge un emendamento temporaneo che vale solo per il 26 per dare la possibilità di abbassare il quorum in caso di lista unica. E io qua mi voglio collegare a un ragionamento un po' più ampio, perché sembra che il problema della scarsa affluenza alle urne sia diventato solo quello del fatto che i fuorisede, che per carità avrebbero tutto il diritto di votare, non possono votare quest'anno. Io credo che il problema della scarsa affluenza alle urne sia certamente in parte da superare grazie al voto dei fuorisede, che secondo le stime del 2018, quindi che sono da attualizzare, sono circa 5 milioni, quindi è solo l'1,21%
degli aventi diritto ha utilizzato la possibilità della sperimentazione lo scorso anno, ma se facciamo un ragionamento un po' più ampio, e abbiamo dibattuto di questo proprio nel mese di gennaio a un convegno congiunto Camera-Senato del Comitato, alla presenza anche del ministro Ciriani, dobbiamo anche riflettere sul fatto che forse è proprio il ruolo di questo Parlamento che ha bisogno di essere rinvigorito, perché se pensiamo alle percentuali di affluenza alle urne nella storia dal dopoguerra, ci rendiamo conto che è proprio quando il Parlamento ha cominciato a perdere il suo potere che l'affluenza alle urne ha cominciato pian piano a diminuire. Abbiamo un crollo totale iniziato dopo il 2011 con il governo Monti, quindi governo tecnico, perché forse i cittadini hanno cominciato a pensare che tanto è inutile votare, perché tanto o decidono i mercati o decide l'Europa, e quando io voto qualcuno poi viene mandato a casa perché dall'alto vengono imposte altre decisioni. Arriviamo al minimo dell'affluenza alle urne, che è il 63,9% del 2022, e diciamo che forse non basta dare il voto ai fuorisede per riavvicinare i cittadini alla politica. Quindi io vi invito a fare delle riflessioni, e questi documenti che sono arrivati anche a noi sul voto dei fuorisede, ma anche la documentazione relativa all'indagine conoscitiva che è stata fatta dal Comitato per la legislazione di Camera e Senato sulla decretazione d'urgenza e anche sulla qualità della legislazione. Forse siamo noi che dobbiamo per primi fare attenzione a quelle che sono le dinamiche parlamentari, da una parte considerando e comprendendo che ci sono delle urgenze che il nostro governo deve affrontare velocemente, dall'altra parte però avviando un confronto un po' più costruttivo e non facendo credere alla gente che ci ascolta che il problema principale della scarsa affluenza è quello che non è stato reiterato il voto ai fuorisede. Dobbiamo lavorare un po' di più e tutti assieme. Grazie. Grazie Presidente. Qui Parlamento. Quanta strada da rifare sotto un cielo nero. Sono un po' più ansioso adesso e se mi guardo più sincero. Vivi e lascia vivere il detto ricorrente, ma poi potrei impazzire se perdessi altro tempo. Qui sono a London Town, io ti aspetto qua. Parole chiuse ancora nel cassetto. Domande di notte, risposte ed emozioni fanno a botte, con la rima che rompe, una rima che vive non si arrende, nelle notte si fonde il sound, contraddizioni chiare all'orizzonte. Il dottore dice che devo stare a riposo, non basta una mela al giorno a toglierlo di torno. Tu che mi vedi male, puoi solo accompagnare, sento solo la tua voce cacofonica che dice: non so più chi sei, come ti vorrei, mi sa che questa volta vado via. Domande di notte, risposte ed emozioni fanno a botte, con la rima che rompe, una rima che vive non si arrende, ribelle, costante, che vive nell'immensità del niente. Non voglio più pensare, tanto vincono le emozioni sempre. Risposte ed emozioni fanno a botte, con la rima che rompe, una rima che vive non si arrende. Domande di notte, risposte ed emozioni sono troppe, con la rima che rompe, una rima che vive non si arrende.
E se non vi sveglia questo pezzo, basta, siete recuperabili, tornate a letto a dormire, spegnetevi per quest'oggi. L'anima che rompe, si intitola così l'ultimo pezzo di Costanzo Del Pinto, dal Molise, che abbiamo con noi. Buongiorno Costanzo! Buongiorno a tutti, che piacere! Che bello, hai detto bene. Se non vi sveglia questo pezzo andate a dormire, bellissimo, mi sono fatto delle risate. È l'ultimo tentativo che facciamo. Beh, c'è sempre qualche ascoltatore che con le notizie poi che ho dato in rassegna stampa, ragazza mia, uno ti cade, qualunque cosa ti possa cadere, quindi per fortuna ci siete voi indipendenti. Io ogni mezz'ora, Costanzo, mando un pezzo di artisti indipendenti che sono sempre molto potenti, ci danno una forza incredibile, soprattutto si scoprono anche personaggi che altrimenti, se uno sente le solite radio, è più difficile ascoltare. L'anima che rompe. Che cosa racconti in questo pezzo che comunque, come dicevamo, serve a pomparti, pompa, a gonfiarti un attimino e forse a far capire che non bisogna arrendersi di fronte alle problematiche della vita, o no, Costanzo? Assolutamente, e oltre a farti i miei più sinceri complimenti per questo grande amore che hai nei confronti degli indipendenti, sei un eroe. È vero, è vero. Sei un po' il Batman degli FM, delle radio. Vero. Per cui grazie. L'anima che rompe è un esame di coscienza allo specchio con se stessi. È proprio quello che succede lunedì mattina quando riparte una settimana come questa e ci si guarda e si dice mamma mia, ma che famo? Sappiamo che il nostro, peggior nemico siamo noi, no? La nostra anima, quando non si va d'accordo con se stessi per una ragione o un'altra, e allora si cerca di ristabilire un equilibrio, e ho cercato di farlo con questa canzone in stile rock, che appunto poi va a rivedere anche altre diverse personalità. E anche il video è particolare, va capito, va compreso. Cosa ci hai messo dentro nel video per chi l'ha visto e per chi magari adesso gli mettiamo un po' di curiosità e lo va a sbirciare? Beh, il video è un ritratto di quello che ho appena detto, nel senso proprio a livello emotivo, se vogliamo c'è una sorta di notte insonne con un sacco di pensieri in testa, si prende il telefono, si scrolla i feed, appunto, poi si riprova a dormire. Un video, ho cercato di fare la cosa più naturale e vera possibile. Bello. E anzi ci tengo a questo punto ad abbracciare Raffaele Ciavarella, che è il regista fortissimo con cui sto lavorando in questo nuovo capitolo, è un ragazzo veramente in gamba. Faremo anche altre cose nuove, quindi non vedo l'ora appunto di tirar fuori tutto, ecco. Ottimo. Io invito sempre i nostri ascoltatori, oltre ad ascoltare il pezzo, anche a cercare se c'è un video. Non tutti riescono, non tutti hanno il tempo, la voglia e soprattutto anche mettere insieme qualche soldo per fare un video, ma a volte i più semplici nascondono una potenza ancora maggiore che quelli girati dall'altra parte del mondo, eccetera, eccetera. Costanzo Del Pinto, prima di partecipare ad Amici ti sei fatto notare all'estero vincendo un festival in Russia, salendo sul podio in Lettonia, ma poi ha anche girato nei tour di Dodi Battaglia. Qual è il ricordo più carino che ti viene in mente pensando a quello che hai combinato finora, Costanzo? Ogni tanto riallaccio, rigiro il nastro indietro, rimetto il nastro e guardo un attimo di situazioni che fanno parte anche queste, no, dell'esame di coscienza di cui parlavamo prima, per cui è bello anche guardarsi indietro e oltre che in avanti. E quel che posso dire è stata una serie di cose, di avvenimenti bellissimi, grossi e inaspettati, soprattutto se vogliamo, perché venivo da anni in cui si facevano locali con la band, con gli amici, non c'erano aspettative professionali, no? Per cui facevamo tutt'altro, e quindi iniziare a vedere delle soddisfazioni a pieno ritmo una dietro l'altra, prima in Russia, poi in Lettonia, poi nel frattempo quando eravamo in Lettonia ha chiamato amici e ha detto vedi che il provino è andato bene,
eccetera, eccetera, eccetera. Sono state un po' di robe. Sicuramente è stato un 2012-13 da urlo, se vogliamo, per cui da lì ho capito che c'era il potenziale e la stoffa anche per cercare di fare un cammino professionale e crederci sul serio, no? Per cui era finita la parte dove ci si divertiva solo, ma ho iniziato a pensare di farne una vita, un lavoro, un mestiere, per cui sono 13-14 anni che faccio questo nella vita, che vivo di questo, quindi fortunatamente sono molto felice e auguro questo a tutti quelli che rincorrono questa strada, perché non è assolutamente facile, ma con un po' di determinazione e di sangue buttato, no? Come si dice anche dalle nostre parti, le cose arrivano, per cui sono molto felice. Ci sta uno sforzo bellissimo e importante, anche perché, come dicevi, è inizialmente uno sfogo alla nostra vita quotidiana, a un lavoro che comunque devi fare per mantenerti, ma poi il pomeriggio, la sera, la notte ti trasformi e riesci a rendere molto di più facendo quell'altra cosa, la musica, e con qualche piccolo sforzo e tanta anche fortuna, c'è sempre il fattore C, è grandissimo, importante, si riesce a innescare qualche marcia e piano piano, con umiltà, poi si aumenta sempre più. A proposito di marcia innestata, tra poco parte Sanremo. C'è qualcuno a cui farai il tifo in modo particolare in questo Sanremone? Guarda, se ti devo dire la verità, tranne Masini, che è un amico, non mi ricordo nessuno. Devo andare a vedere ancora bene tutti, perché ci troviamo in un periodo della mia vita privata molto dinamico, quindi sono stato proprio veramente poco dietro a social, TV e le nuove notizie, anche se è un po' una brutta figura, perché è il mio lavoro, dovrei sapere tutto, dovrei essere informato, ma al momento ho scelto la via dell'effetto sorpresa, quindi mi metto lì poi con calma, penso poi di godermelo anche di più in questo modo, per cui ti devo dire la verità, non ricordo praticamente nessuno, tranne gli amici, ecco. Assolutamente d'accordo, concordo con te, anch'io non ricordo assolutamente nessuno, anche perché faccio la rassegna stampa ogni mattina, ma ho questo potere di parlare di ciò che penso più interessi ai nostri ascoltatori, che sono ben diversi da quelli di Radio Italia o delle altre radio che seguono Sanremo con collegamenti ogni 5 minuti, per cui chi ascolta noi... Lo dice il nome stesso, Radio Libertà. Esatto, penso che chi ascolti il nostro segnale cerchi appunto un segnale diverso, e cerchiamo di fare la differenza anche dal punto di vista musicale, per cui noi votiamo Costanzo Del Pinto. Cercatelo sugli store digitali, cercatelo su YouTube, su Instagram, Costanzo Del Pinto, il pezzo L'anima che rompe, ma non soltanto, ti abbiamo seguito nelle scorse settimane anche con altri estratti, e quindi ben volentieri, quando hai novità, bussa alla nostra porta, che qui trovi sempre aperto. Busso come sempre, siete fantastici, anzi un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, i fan, a quelli che pensano ancora che esista della musica vera e buona, quindi grandi raga, siate voi sostenitori di progetti come questi, perché c'è gente come questa fantastica persona che mi sta intervistando che ci crede, ma c'è poi bisogno anche tanto di supporto, per cui l'unione fa la forza, sono frasi fatte ma purtroppo è sempre la verità, quindi mi raccomando, streamate sta Radio Libertà, mi raccomando. Facciamo squadra con Costanzo Del Pinto, grazie delle belle parole, buona musica, ciao. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea
Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. The room is quiet after the noise. All the echoes lose their voice. I sit with thoughts I used to fight. They don't scare me tonight. I don't replay what I should have said. I let the silence do the rest. There's a calm I didn't plan showing up where I am. No rush to name the truth. It's closer when I don't. After the noise fades out, I hear myself. Somehow no victory, no doubt, just breathing here and now. I don't need to shout it loud, I don't need a final sound. After the noise fades out, I know what stays around. I know what stays around. I watch the night give up to dawn. Nothing lost, nothing won. All the plans I try to hold feel lighter when I let them go. I don't chase the perfect line. I don't force the hands of time. There's a truth that doesn't bend when you stop asking when. I don't push, I don't doubt. I let the moment work it out. The noise fades out, I hear myself. Somehow no victory, no doubt, just breathing here and now. I don't need to shout it loud, I don't need a final sound. After the noise fades out, I know what stays around. I know what stays around. I know what stays around. If the answers never come, I'll still walk to where I'm from. Not ahead, not behind, just in time. After the noise fades out, the weight always fades out. No script to figure out, no lost and found. I don't need to close it out. I don't need to turn around. After the noise fades out, I'm steady, I'm around.
Lo so, non soltanto a 20 anni, ma anche a 80, con questi ritmi ci si riesce a muovere. Sono le 11:34 e che volete dormire? Underground Neon Lights con Gianmaria Bragantini, DJ, produttore discografico attivo principalmente nel settore degli eventi e dell'intrattenimento musicale. E attenzione, perché il prossimo è fissato per domenica 8 marzo. Ci sarà un Morning Club Dance Music in occasione della festa della donna, ed è una roba carina, cioè al posto che ballare la sera, la notte, si balla al mattino, e al posto dei drink e delle ubriacature, brioche e colazione. Niente male, mi piace l'idea. Potrei proporvi la cosa con la mia rassegna stampa, no? Tra una notizia e l'altra balliamo. Zitto Sammy Varin, io ringrazio il cielo che cioè dovete ringraziarlo voi, che non mi fanno direttore, o vice direttore, o condirettore, o iperdirettore, perché sennò verrebbe fuori un casino questa radio. Per fortuna c'è qualcuno che tiene a bada il Sammy Varin. Ci siete voi poi con i vostri messaggi, altro che tenermi a bada, mi aizzate ancora di più. Sentiamo, perché tra poco arrivano i bacchettoni, ci sono quelli di informazionecattolica.it, Matteo Orlando, che ho sbirciato, ha delle notizie potentissime. Intanto qualche messaggio WhatsApp arrivato al 3406709 sentiamo cosa dice Walter. Ciao Sammy, sono Walter. Ho appena sentito la notizia che hai letto della signora Cucchi, una che tra l'altro non pagava le rate del mutuo mentre era in vacanza. Vabbè, lasciamo perdere questa. A questo punto ci sarà anche qualcuno, o forse lei stessa, che dirà: ma cacchio, nei campi di concentramento era soltanto gas, non era niente altro che gas. Ma io mi domando se possiamo pagare 15.000 euro al mese gente che dice queste cose. Impressionante, ma altro che rivoluzione. Gesù, mandaci qualcuno, Gesù, Zeus, dall'Olimpo, mandate qualcosa, una punizione divina. Ciao Sammy. Ciao, grazie. Il problema è che ci mandano, ma solo tizi che poi girano con il coltello, anche se da tavola. Buongiorno Radio Libertà, io proporrei di aggiungere alla voce 8 per 1000 anche quella per il rimpatrio o la remigrazione degli stronzi. Io penso che il 99% spunterà la casella. Interessante, Magistrati, l'ultracasta. Leggete questo libro per capire chi votare al referendum. Ce ne sono delle belle, scrive Mary. Magistrati, l'ultracasta. Grazie a tutti coloro che ci scrivono anche i complimenti, certo. E poi grazie, ma avevo piacere che questo argomento farlo sapere durante la giornata, perché l'ingiustizia della nostra categoria. Ok, sì, la signora che è stata una delle casalinghe buggerate da Amato nel 1992 con una delle sue leggi insensate, che ha tolto a noi donne che siamo rimasti a casa, perché nel 92 lo Stato da allora non poteva darci gli strumenti come asili nido, eccetera. Lo so, è una brutta situazione che speriamo si riesca ad aggiustare con tanta pazienza. Amato ha sempre fatto delle leggi ingiuste, ma per noi che siamo state colpite, gli italiani devono saperlo, e visto che adesso sta venendo fuori questa anomalia, è giusto che le donne colpite sappiano che queste cose si possono cambiare. Fatelo sapere ai nostri politici leghisti che arrivino a capirlo e finalmente cambiare, anche perché abbiamo una certa età per cui prima della fine vedere questo cambiamento, è vero, non sarebbe niente male. Ma adesso sentiamo i bacchettoni, sentiamo che ne pensano loro, quelli di informazionecattolica.it, che ogni lunedì intorno a quest'ora ci riassumono le notizie principali secondo loro. Linea a Matteo Orlando. Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Stamane su informazionecattolica.it, in un articolo dal titolo "Referendum sulla giustizia, basta cacciare, spieghiamo gli argomenti", Matteo Castagna ci ricorda che il cuore della riforma è la distinzione formale tra magistrati giudicanti e requirenti, che vengono collocati in due carriere separate, ciascuna dotata di propri meccanismi di governo interno. Vengono infatti istituiti due consigli superiori distinti, competenti rispettivamente per la carriera giudicante e per quella requirente, e ciascun consiglio è chiamato a occuparsi delle nomine, delle valutazioni di professionalità,
e delle progressioni di carriera dei magistrati appartenenti alla propria area funzionale. Un ulteriore elemento qualificante della riforma è l'istituzione di una Corte disciplinare di rango costituzionale chiamata a decidere sulle responsabilità disciplinari dei magistrati, e questa scelta mira a separare in modo più netto le funzioni di autogoverno da quelle disciplinari. Angelica La Rosa, in un articolo dal titolo "Ecco perché Carlo Nordio ha ragione", spiega quanto è accaduto ieri. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in una intervista ha dichiarato che i magistrati iscritti all'ANM sono il 97%, una percentuale bulgara. Perché? Perché se non ti iscrivi non fai carriera, se vuoi avanzare devi aderire, e quando si elegge il CSM iniziano le telefonate, e quando un magistrato va davanti alla sezione disciplinare può trovare chi gli ha chiesto il voto, ma anche no. E se non ha un padrino è finito, è morto. Nordio ha detto che il sorteggio rompe questo meccanismo paramafioso, questo verminaio correntizio, questo mercato delle vacche. Apriti cielo. Alle parole del guardasigilli ha risposto duramente la segretaria del PD Elly Schlein e poi tanti altri sinistri. Ma quando Nordio parla di meccanismo paramafioso, non fa altro che riprendere un lessico già usato da chi quel mondo lo conosce dall'interno. Basti ricordare le parole del procuratore antimafia Nino Di Matteo, che in più interviste ha sostenuto che l'appartenenza a una cordata è l'unico mezzo per fare carriera e avere tutela quando si è attaccati e isolati, aggiungendo che questo criterio è molto vicino alla mentalità e al metodo mafioso. E nessuno all'epoca gridò allo scandalo e neanche accusò Di Matteo di offendere la memoria delle vittime di mafia, come fa oggi l'Associazione Nazionale Magistrati. Angelica La Rosa, in un altro articolo dal titolo "Quando i magrebini attaccano gli omosessuali, la sinistra tace", ci ricorda il doppio standard della sinistra in Europa, in questo caso in particolare in Spagna, dove un gruppo di giovani di origini magrebine ha utilizzato per settimane profili falsi su un'app per attirare uomini omosessuali in zone isolate per poi aggredirli, insultarli, derubarli e minacciarli di morte. Ciò che colpisce non è solo la brutalità delle aggressioni, ma il silenzio quasi totale dei partiti e delle figure pubbliche che normalmente reagiscono con grande rapidità e durezza a qualsiasi episodio di omofobia o presunta omofobia. In questo caso, invece, nessuna presa di posizione significativa da parte dei partiti di sinistra, nessuna mobilitazione dei collettivi LGBT. Angelica La Rosa, in un altro articolo dal titolo "Solidarietà allo youtuber minacciato di morte", ci ricorda quanto accaduto ad Andrea Lombardi, che riflettendo sul caso di Epstein ha giustamente parlato di differenze tra pedofilia ed efebofilia, e questa differenza non è andata giù a molti ascoltatori e per queste parole è stato minacciato di morte. Lo stesso Lombardi ha raccontato di un tizio che gli dice che gli darà la caccia aperta da ora in poi, millantando di sapere dove abita con lo scopo di farlo fuori come il maiale che è, parole testuali del tizio, con modalità tali da far sembrare l'assassino di Charlie Kirk una barzelletta. E questa persona sostiene che niente lo fermerà, niente lo spaventa. Ecco, noi nell'articolo abbiamo manifestato solidarietà ad Andrea Lombardi. Il professor Francesco Bellanti, in un articolo dal titolo "Il comunista Alessandro Barbero e l'industria della onnipresenza", ci ricorda che lo storico Alessandro Barbero è capace di presidiare ogni spazio del discorso pubblico, la mattina in radio, il pomeriggio in un festival, la sera in televisione, il giorno dopo su YouTube, poi podcast, poi social, poi in libreria con un nuovo volume, eccetera. Un'agenda che, a guardarla da fuori, sembra incompatibile con la lentezza e l'accuratezza che la ricerca storica richiede. Sì, perché Barbero nasce come medievista, ma oggi la figura pubblica di Barbero va oltre il perimetro accademico, interviene su questioni geopolitiche, conflitti contemporanei, dinamiche istituzionali, talvolta su temi che sconfinano nel diritto e nella politica interna, lui che si è dichiarato apertamente comunista.
Insomma, Barbero è diventato da storico tuttologo. Con Giuseppe Canisio, in un articolo dal titolo "A Lyon in azione la barbara violenza di sinistra", anche noi abbiamo parlato di Quentin, il 23enne, ripetutamente colpito con calci e percorse da esponenti di estrema sinistra che ne hanno causato la morte cerebrale. Il giovane è colpevole semplicemente di avere denunciato influenze islamo-sinistrorse nelle università francesi e per questo in Francia si muore. In un articolo provocatorio dal titolo "La politica show di Zaia e la politica responsabile di Stefani", abbiamo ricordato che accanto alle campagne mediatiche, alle apparizioni pubbliche anche nel corso delle Olimpiadi invernali, eccetera, del ex presidente Zaia, c'è un altro tipo di impegno istituzionale meno visibile ma indispensabile, che viene portato avanti da Alberto Stefani, l'attuale presidente della Regione Veneto. Questo lavoro è spesso invisibile all'opinione pubblica, perché non produce titoli e foto di apertura, ma è il cuore dell'attività di governo, cioè gestire i conti pubblici regionali, affrontare le emergenze quotidiane di sanità, trasporti e welfare, seguire i rapporti con il governo centrale e con altri enti istituzionali e garantire la continuità dei servizi ai cittadini. In un altro articolo, dal titolo "Alberto Ravagnani scandalizza i piccoli della fede", parlando dello youtuber che ha lasciato il sacerdozio, come tutti sanno, ci colpisce il tempismo perfetto, l'orchestrazione dei media, la scelta delle testate, l'uso sapiente delle interviste, degli estratti, delle immagini, delle confessioni calibrate. Non è il linguaggio di chi parla con timore e tremore delle proprie ferite, ma quello di chi sa esattamente come posizionarsi nello spazio pubblico. Quando una figura pubblica, riconosciuta in questo caso come riferimento spirituale, trasforma la propria uscita di scena in un manifesto culturale, inevitabilmente produce uno scandalo nel senso più profondo del termine, diventa una pietra d'inciampo per altri, soprattutto per chi nella fede è fragile, confuso o in ricerca. In un altro articolo, dal titolo "La calata dei lanzichenecchi", a cura del professor Sergio Caldarella, che ci scrive dagli Stati Uniti, da Princeton, si denuncia la progressiva decadenza del discorso culturale e filosofico nell'accademia contemporanea, oramai separata dalla vita reale e dalla socialità. Caldarella sostiene che temi fondamentali come etica, epistemologia, ermeneutica siano stati inglobati dall'industria culturale trasformandosi in merce ideologica e strumenti di potere. Ne deriva un autoritarismo cognitivo in cui la verità non è più fondata sull'argomentazione, ma sul prestigio istituzionale e politico-economico, e questo clima favorisce conformismo, plagio, linguaggi oscuri e la costruzione di carriere basate su vuote posture teoriche. Inoltre, la degenerazione culturale si accompagna a quella morale e politica, oltre che, naturalmente, si corre il rischio della sostituzione della verità con l'opinione. Carissimo Semmi, nei giorni scorsi abbiamo dedicato diversi articoli anche al giorno del ricordo, ribadendo che la violenza comunista titina va condannata senza attenuanti e che le foibe e l'esodo hanno fatto vedere la ferocia comunista in azione, quel comunismo che anche a Cuba è stato ed è un disastro. Ne parliamo proprio stamane sul nostro secondo sito infobreak.it, perché il 16 febbraio del 1959 Fidel Castro assunse formalmente la carica di primo ministro di Cuba. Inizialmente molti cubani, stanchi della corruzione e dell'autoritarismo del regime precedente di Fulgencio Batista, accolsero la rivoluzione con speranza, ma sappiamo come è andata a finire. Sempre su InfoBreak abbiamo pubblicato un articolo critico nei confronti di Mario Draghi a causa del suo discorso davanti ai leader dell'Unione Europea, con la sua esortazione ad agire urgentemente di fronte al deterioramento del contesto economico attuale. Se oggi, scriviamo, l'Unione Europea e l'Italia guardano al precipizio di una stagnazione prolungata
all'aumento delle disuguaglianze, alla fragilità delle catene produttive e alle crescenti tensioni sociali, la colpa è anche di Mario Draghi, io direi soprattutto di Mario Draghi, e delle sue scelte che hanno contribuito a creare le condizioni di rischio che ora lui stesso invoca di risolvere. Infine, carissimo Semmi, 2 notizie culturali. La prima, il professor Francesco Bellanti, scrittore, poeta e saggista, ha vinto con il romanzo storico Il Guiscardo di Sicilia il premio internazionale di arte letteraria Pablo Neruda tra l'ombra e l'anima. Mentre la seconda notizia culturale riguarda un corso che noi di Informazione Cattolica InfoBreak faremo a marzo, un corso di giornalismo gratuito online con delle brevi lezioni per maggiori di anni 18 che vogliono formarsi per scrivere online. E se i lettori, gli ascoltatori di Radio Libertà sono interessati, possono mandarci una mail al seguente indirizzo: redazione@informazionecattolica.it, mettendo come oggetto corso giornalismo. Daremo tutte le spiegazioni necessarie. Ripeto, la mail redazione@informazionecattolica.it, oggetto corso giornalismo. Carissimo Semmi, grazie per l'attenzione, a te e agli ascoltatori. Arrivederci alla prossima settimana. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sempre un piacere avere spazio per gli amici bacchettoni di Informazione Cattolica.it. Fateci un giro su questo sito perché merita. 9 minuti a mezzogiorno. Uella, il ciclista Brumotti in prima serata, segnala il sito La Repubblica, la addita come l'ultima idea meloniana per l'informazione. Tutti coloro che non hanno la tessera del PD in tasca sono meloniani. Misteri, apparizioni, sparizioni. Intanto tra 10 minuti apparirà su queste frequenze la belva civile. Dai, come ogni lunedì minimo intorno a mezzogiorno arriva il grande Ottaviani, parlamentare della Lega, con la sua chiacchierata soliloquio che però scalda sempre gli animi. La puntata di oggi dedicata integralmente, signore e signori, all'ultimo scontro che si è registrato tra Gratteri e Nordio sul referendum della giustizia attraverso l'utilizzo di espressioni che attengono a mafia e massoneria. Non perdetevi la puntata di quest'oggi subito dopo le ore 12 con la belva civile, che poi riascoltate comunque anche nel corso delle altre giornate o in versione serale. E poi un fracco di WhatsApp al 340 6709 659. Grazie a tutti coloro che trovano tempo per farmi avere anche notizie, segnalazioni. Anche in questo caso una segnalazione utile, visto che si parla molto spesso di manifestazioni e si parla anche di un servizio d'ordine che a quanto pare nessuno ha più voglia di fare. Noi lo facciamo sempre. 18 aprile, Milano, la grande manifestazione fortemente voluta dal segretario federale della Lega Matteo Salvini a difesa dei nostri valori e della nostra cultura. Nel dispaccio che vi sto leggendo si legge: per la migliore riuscita sarà importante la partecipazione e la collaborazione di tutti. Per questo vi chiediamo di dare la disponibilità per fare parte del servizio d'ordine, ripeto, servizio d'ordine, la Lega ce l'ha e lo usa a differenza di altri, che sarà gestito dalla struttura della segreteria federale, contattando entro il 10 marzo uno dei seguenti numeri: 351 40 87 119 oppure 338 16 70 492. La Lega ha un servizio d'ordine alle sue manifestazioni, ma tanto per. Appuntamenti da non scordare targati in Lega: mercoledì 18 febbraio, dopodomani alle 19, le ragioni del sì, guida al referendum sulla giustizia. Un appuntamento importante di approfondimento
e confronto con la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia del Senato, terrà la lezione mercoledì 18 febbraio alle ore 19. Incontro aperto a tutti i militanti e simpatizzanti per offrire a chiunque voglia avvicinarsi o approfondire il nostro percorso politico un'occasione di crescita e consapevolezza sui temi della giustizia. Per partecipare basta andare sul sito della Lega Lombarda Salvini.com, legalombardasalvini.com, e poi vedrete dove cliccare. Sabato 28 febbraio, via Sirtori Renate, siamo in piena Brianza, alle ore 14 i giovani incontrano gli imprenditori. Giovani, imprese, futuro e a seguire pure l'aperitivo. Sabato 28 febbraio, via Sirtori Renate, Monza Brianza, a partire dalle ore 14. Venerdì 20 febbraio alle 20:45, Busto Arsizio Varese, Sala Tramogge, Centro Convegni, via Molino numero 2. Incontro pubblico aperto alla cittadinanza, Lombardia, grande terra mia, disabilità e inclusione. Istituzioni, associazione, terzo settore a confronto sui temi della disabilità e dell'inclusione, presente il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Questo venerdì 20 febbraio, ore 20:45, Busto Arsizio Varese, Sala Tramogge, Centro Convegni, via Molino numero 2. Per chi ci segue in diretta, doppio appuntamento questa sera, lunedì 16 febbraio a Milano. Serata Punto Lega in via Esterle 29, angolo via Padova, con Mauro Piazza, sottosegretario regionale all'autonomia e rapporti con il Consiglio regionale della Lombardia. Si ritorna a parlare di autonomia, anche se la stampa Luca Zaia nulla gli ha chiesto sull'autonomia, è stata ben lontana da questa domanda. Questa sera ore 21, Punto Lega di Milano, via Esterle 29, arriva Mauro Piazza, sottosegretario regionale all'autonomia. Ma vi dicevo, è un doppio appuntamento perché serata Punto Lega anche in via Vespri Siciliani 12. Questa sera, ore 21, l'incontro con i responsabili Dipartimento Università Lega Milano, Piero Migliarese e Lorenzo Peressutti. Durante l'apertura sarà anche possibile effettuare il tesseramento Lega quale socio sostenitore 2026. Altra serata Punto Lega, quindi questa sera, ore 21, in via Vespri Siciliani 12, sempre a Milano. Ancora appuntamenti da non scordare per sabato 28 febbraio alle ore 14 a Renate. Guido Guidesi, assessore sviluppo economico Regione Lombardia, sarà l'ospite di Giovani, Imprese e Futuro, di cui vi ho parlato prima. Il primo ospite dell'evento che i giovani hanno organizzato sul mondo del lavoro a Renate, via Renato Sirtori, presso Tecna Caffè. Con Guido Guidesi parleremo di quanto sta facendo Regione Lombardia per i giovani imprenditori, start-up e degli strumenti che Regione Lombardia mette a disposizione per aiutare le aziende. Ripeto, sabato 28 febbraio, ore 14 a Renate, Monza Brianza. E poi, naturalmente, il festone della Lega a Palazzago in provincia di Bergamo, 13, 14 e 15, passati adesso 20, 21 e 22 febbraio. Area feste, struttura fissa e riscaldata, tutte le sere a partire dalle ore 19, bar, pizzeria e cucina tipica. Se siete in zona, ma anche semplicemente per fare un girettino fuori Milano e a 2 passi da Pontida, la festa della Lega di Palazzago Bergamo prosegue questo venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio. E da Sammy Varin è proprio tutto. Sì, ho capito, me ne devo andare. Francesco, grazie della pazienza. Grazie a tutti voi per i tantissimi messaggi. Se vi è piaciuto, lo rifacciamo. Questa sera in replica il meglio o il peggio della rassegna stampa fra le 20 e le 21 e domattina puntuali per nuove emozioni alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.